Qua ci sfamano, panini. Qua ci sfamano, panini col prosciutto. Allora, martedì. Martedì che numero è? Non lo so. Aspetta. 14. Sono a camminare perché ieri ero andata con Franz a Belluno, poi a fare spesa, eccetera. E il giorno dopo, quindi. E oggi in realtà non ero sicura di uscire e poi alla fine ho detto sì dai, vai a camminare perché sono tanto stanca, no? Ho dormito poche ore e però ho detto vado lo stesso a camminare perché se salto poi non vado più. Mi conosco fin troppo bene e allora niente, sto andando fino a San Vito di Cadore, solito giro insomma, solito chilometraggio. Voglio vedere oggi se sono più brava della scorsa volta. Vabbè, vi saprò dire dopo. E comunque ho il sole che mi accompagna oggi, Non so come sto parlando perché ho la musica nelle orecchie, así che non so se sto urlando o se sto parlando normalmente. Non lo so. Sono migliorata ulteriormente, un'ora e 30. 9,28 e totale 9,28 sono i chilometri, passo 9,46. Beh dai, sono stata brava. Adesso sono morta, ho i muscoli che sono KO. Oggi ho fatto più fatica del solito e più che altro i muscoli che mi fanno più male sono qua, questi. Oh, c'è Bue. Ciao principino, vieni. Dai, non guardare quella brutta gente, vieni. Vieni. Sono tutti cattivi con gli animali qua, vero sì? No, non tutti, ma insomma, abbastanza. Vieni, bistecchino. Guarda che così. Io vorrei tanto toccarlo. Secondo me ha il pelo... No, forse non ce l'ha morbido. Vabbè, comunque adesso vado dentro, mi faccio aprire. E questo è quanto, insomma, dai. Merendina, caffè latte e torta che ha fatto mia mamma. E gattino bellissimo che non è stato tanto bene i giorni scorsi. È vero, amore, non c'è stato tanto bene. Vero, c'è qualcosa che non quadra. Vero? Ancora coccole. Invece è bellissimo. Dove vai? Dove? Misio? Cosa c'è? Dovete sapere, non so se ve l'ho mai detto, lui quando è contento sbava. Se lui è un cane. Lui quando è felice, quando gli facciamo tante coccole, sbava. Tutti i gatti strani qua, Vero? Tu c'hai un gattino strano, Tu. Bello. Mettiti qua nell'angolino, sì. Mettiti qua nell'angolino. Sì, guarda che bello. Dai, decidi tu dove andare. Mettiti da qualche parte, dai. Bello. Bello cosino. Oh, che stanco che sei, amore. Sei stanchissimo. Sei stanchissimo. Ciao. Qua sono in alto mare. Qua sono decisamente in alto mare. Devo ancora mettere via i detersivi, l'ammorbidente. Vi faccio vedere che bel casino che c'è qua. Cioè, no, sono in alto mare, ma proprio altissimo. Sono nell'oceano praticamente. C'è sole adesso e va a tratti. È un po' variabile oggi. Un po' nuvoloso, un po' sole, un po' nuvoloso. Un po' misto, dai. Io non so, ma quando arrivo a casa dal lavoro
sento la necessità di bermi un caffè latte. Non so perché, ma è una cosa che proprio sento che ho bisogno di un caffè latte. Io non bevo caffè e quindi ho bisogno del caffè latte. Se mi dà un po' la carica, sembra che mi dia la carica. Poi forse non è vero, ma mi dà questa sensazione. Non si sta malaccio oggi, sono 5 gradi. Non si sta male. C'è da dire che ho la dolce vita più il maglione sopra, quindi si sta bene anche così di fuori. Perché il sole comunque scalda parecchio, devo dire. Non c'è vento, c'è un po' di arietta sotto, ma non c'è proprio vento vero e proprio. Oggi sono a casa, non vado a camminare perché oggi mi sono prefissata di sistemare un po' casa. Per quello non mi vedete in passeggiata perché devo sistemare questo gialzo. Poi di là stamattina ho tolto le lenzuola, quindi devo rifare il letto con le lenzuola pulite, quindi ho un po' di cose da fare in realtà. Dovrò sbattere i tappeti, insomma, tutte queste cose di casa che si devono fare sempre. E devo portare dentro legna perché Franz non c'è, arriverà tardi oggi purtroppo, appena iniziato a lavorare già arriverà tardi, e già arriva tardi, ma è stata una cosa che noi non sapevamo, ma beh, domani non mi fermerò io al lavoro pomeriggio, venerdì pomeriggio probabilmente mi dovrò fermare io. Vabbè, insomma, quel che è, basta saperlo, insomma. Ad esempio, oggi non sapevamo di dover tenere aperto anche il pomeriggio. La mancanza di comunicazione. Vabbè, dai, c'è di peggio. Però infastidisce sta cosa, sì, chiaramente. Se noi ci fossimo fatti un programma per questo pomeriggio, sarebbe saltato tutto. Quindi, comunque, devo portare legna appunto perché non c'è Franz, quindi me lo faccio io. E poi lui riempirà le borse. Io intanto le svuoto e riempio qua. E poi inizierò, accenderò fuoco, ma no, sono solo le 2:05, quindi è ancora presto per accendere il fuoco. Ultimamente lo accendiamo anche alle 3, dipende. Quindi non ho grossi aggiornamenti, devo sistemare casa oggi più che altro. Oddio, sta fermo lì, no? Non cadere. Devo sistemare casa. Ecco, solo questo. E basta. Che bello che è sto fucsia, mi piace. Devo rifare anche i capelli perché ormai sono rosa sbiadito. Rosa salmone, sono brutti. Un rosa giallino, caldo, non mi piace. No. Pronti, partenza, via! Visto che sono da sola, ne devo approfittare. No, non faccio pulizie grosse, devo solo sistemare quello che c'è in giro e basta. Oggi non faccio niente di pulizie grosse. No. Già è tanto quel che devo fare. Vado. Allora, ho appena steso l'ultima lavatrice di oggi, ne ho fatte 2 e la prima tutta la roba si è asciugata e adesso ho steso la seconda. No, qua non va bene così, ecco. Ho steso la seconda e vediamo. Si asciugherà tutto? Sì. Dovrebbe riuscire ad asciugarsi tutto per domani mattina. Dovrei stare alzata ancora a fare fuoco, in realtà. Ma ho bisogno di andare a dormire, sono già le 10 passate. Quindi non so se riuscirà ad asciugarsi tutto per domani. Vabbè, perché sennò dopo se non si asciuga bene puzza la roba. E allora non lo so. Vabbè, al massimo rilaverò. Comunque, vi volevo dire che allora vi avevo detto che avevo comprato la lettiera nuova ai gatti e devo dire che agglomera benissimo, ma veramente bene. Quindi fanno la pipì e agglomera molto molto meglio rispetto al pellet, quello che compravo di solito. L'odore non è buonissimo, nel senso che ha un odore un po' particolare, potrebbe non piacere a tutti i gatti. Però c'è in varie versioni, c'è anche profumata questa lettiera e niente, secondo me va bene. Vi faccio vedere come è fatta e qual è. Mi sono ricordata di dirvelo adesso perché ho appena pulito di là, che Pepe è andato a fare la pipì, allora mi è venuto in mente che non vi ho più detto niente della lettiera e adesso vi faccio vedere qual è, così magari se volete provarla per i vostri gatti. È questa qui, Caterina, Cat e Rina, Be Natural, lettiera al tofu, super agglomerante, neutralizza gli odori, oddio non tantissimo, ma
non li neutralizza perché i miei gatti non coprono, semplicemente per quello secondo me. Non si attacca a zampe e pelo, è vero, è facile da smaltire, si può smaltire anche nel WC, ma io la metto nell'umido. Durata extra, e effettivamente si butta via solo quello che si agglomera e basta, mentre col pellet non... con questa qui, con la Cat's Best, che sono smart pellet, questi qua tendono a disfarsi poi ad un certo punto, e quindi fa tutte polverine, a bricioline, e la lettiera non viene pulita bene. Invece con questa sì, perché si agglomera veramente molto bene. E niente, questo è un sacco da non mi ricordo quanto, e sarà scritto da qualche parte là, eccolo là, 2,45 kg, 5 litri e mezzo. È poca, devo dire, con 2 gatti è pochina, però l'ho cambiata l'altro giorno, l'altro ieri, e diciamo che non è diminuita tanto, e è fatta così praticamente. Si fa polvere, vedete che intorno c'è polvere, però non è come quella di legno, di pellet di legno, quindi è sempre a forma di pellet, ma non è la stessa cosa, agglomera benissimo, quello è l'importante. Vero Pepe? Solo che non ha un buon profumo. Dove vai? Perché vai nel mobile? Pepe, tu stai andando? Mamma mia, sei un casinista. Fatta vedere la lettiera, io adesso mi prendo i miei integratori e poi vado a dormire, perché è ora, è decisamente ora. Vorrei stare ancora un po' alzata perché non ho tanto sonno, però mi conviene andare a dormire assolutamente. E poi domani devo alzarmi, e stamattina avevo fatto una fatica a alzarmi, quindi è meglio andare a letto presto, non è poi così presto, insomma. Vabbè dai, vi saluto. Pepe spaccato per terra come al solito. Vi saluto e ci vedremo prossimamente, non so se in questo video o in un altro, come sempre, perché io non so dove faccio i tagli, quindi io faccio i video a caso, completamente a caso. Sì. Ormai chi mi segue da tanto lo sa che io non mi programmo i video, cioè faccio e vedo dove arrivo e taglio, vedo in base al minutaggio quando tagliare. Quindi tante volte per seguire tutto un discorso magari bisogna guardare anche il video dopo, però è un po' come fosse la mia vita a puntate, ecco. Integratori presi, adesso mi preparo anche la borsa dell'acqua calda, finisco qua di sistemare un attimo il divano, più o meno, perché tanto i gatti fanno un casino la notte. Pepe, che bel culetto. Ecco, divano, poi metto dentro ancora qualche legnetto e me ne vado a dormire.